Buongiorno a tutti, ben ritrovati con The Globe, appuntamento mensile con Eurozone, secondo appuntamento dell'anno, un anno che per i mercati finanziari rimane un anno a bassa volatilità. Vediamo la volatilità del mercato azionario americano rimane bassa, anche se all'interno del mercato azionario stanno succedendo un sacco di cose, ne parleremo, però complessivamente bassa volatilità perché? Perché gli investitori trovano conferma del fatto che la crescita economica prosegue. Gli ultimi dati economici sono stati quelli del PIL del fine 2025, hanno visto una crescita stabilizzazione tanto negli Stati Uniti tanto in Eurozona. Ci sono chiaramente dei temi di attenzione, negli Stati Uniti ci sono indicazioni di indebolimento dei consumi, però d'altro lato il mercato del lavoro che era debole nel 2025 sta recuperando. In Eurozona bisognerà seguire e si incominciano a vedere gli effetti dei piani di spesa fiscale in difesa, in infrastrutture, soprattutto del governo tedesco. Però non c'è niente di particolare che faccia togliere da questo scenario centrale di una crescita in stabilizzazione dopo anni di turbolenza. È stato nel 2025 di fatto assorbita la battaglia dei dazi, che adesso è ritornato con un po' di incertezza, però come si dice niente che appunto faccia deviare da un contesto di prosecuzione stabile del ciclo economico. Se vogliamo ancora più importante, anche questo buon ingrediente per i mercati, l'inflazione ormai stabilizzata da tempo in Eurozona, ma che sta dando segnali di discesa negli Stati Uniti, avvicinandosi a quell'obiettivo del 2%, che è un po' l'obiettivo che tutte le banche centrali perseguono. Quindi un mix crescita-inflazione stabile, positivo, una buona indicazione per i mercati e che permette alle banche centrali tutto sommato di essere abbastanza fuori dai riflettori in questo contesto. La Banca Centrale Europea, che ha smesso di abbassare i tassi già da alcuni mesi, è attesa a non fare nulla fin tanto che i tassi rimangono allineati a livello dell'inflazione, quindi in un contesto neutrale. La Banca Centrale Americana, che si aveva tagliato i tassi nella seconda metà del 2025, è nuovamente in pausa. Soprattutto qui si attende il cambio di guida che avverrà tra maggio e giugno tra Powell e il suo successore Kevin Warsh, e quello sarà un tema di attenzione. Poi comunque la Fed ha anche prevista abbassare gradualmente i tassi verso il 3%, verso il livello di inflazione, verso una politica monetaria neutrale, però ormai diciamo il grosso della normalizzazione anche da parte della Federal Reserve è fatta. Come si sono comportati i mercati in questo contesto? Partendo dai mercati obbligazionari, poca volatilità anche qua, però tendenzialmente una leggera discesa dei tassi tanto sulla parte lunga quanto sulla parte breve, sia negli Stati Uniti sia in Eurozona, a riflettere soprattutto appunto questa ridiscesa dell'inflazione ormai stabilizzata un po' ovunque. Rimangono per il mercato obbligazionario governativo valide le considerazioni che abbiamo fatto il mese scorso, ma anche il mese precedente, proprio perché c'è bassa volatilità dei tassi di interesse su tutte le scadenze. La curva dei tassi governativi, questa è quella in Eurozona, presenta tassi in scadenza tutti superiori all'inflazione, l'inflazione che è attorno al 2%, e con una remunerazione crescente per le scadenze maggiori e con quella che chiamiamo la solita polizza assicurativa rispetto a un rischio di rallentamento dell'economia che non si sta verificando, ma magari può succedere. In quel caso lì ci sarebbe un abbassamento della curva che genererebbe guadagni in conto capitale. Quindi un mercato obbligazionario che si conferma una buona base su cui costruire portafogli andando a ricercare attività con un rendimento crescente, e quindi anche qua il credito, le obbligazioni a yield, le obbligazioni ai mercati emergenti, in parte anche le obbligazioni investment grade continuano a presentare un rendimento maggiore rispetto ai titoli governativi, con spread che hanno smesso di scendere, sono già abbastanza compressi, ma danno all'investitore rendimento addizionale. Sui mercati azionari, come si diceva all'inizio, la volatilità complessiva è bassa, ma stanno succedendo tante cose all'interno dei movimenti, sia geografici che settoriali. In particolare, se vediamo, prosegue il recupero relativo dei mercati emergenti e dei mercati europei, che avevano accumulato ritardo negli anni precedenti, rispetto al mercato americano, che invece non riesce a salire più di tanto, anche perché all'interno del mercato americano c'è una grossa rotazione settoriale. Il settore tecnologico, che è quello che aveva trainato il mercato negli ultimi anni, si è fermato e stanno guidando altri settori. Questa è una rotazione salutare. Se ricordate, nel 2025 si temeva una bolla valutativa della tecnologia. Ecco, questa bolla, che probabilmente non c'era, però comunque le valutazioni si stanno sgonfiando da quel punto di vista lì a favore di altri settori e di aree geografiche più convenienti. Quindi gli investitori privilegiano aree
a valutazioni più contenute, come può essere gli emergenti, come può essere l'Europa, a discapito degli Stati Uniti che aveva valutazioni più tirate. Come si dice, una rotazione molto salutare per i mercati, perché va a riavvicinare le valutazioni e a non continuare quella divergenza che c'era prima, in un contesto di crescita degli utili che rimane comunque positiva. Per gli Stati Uniti le aspettative sono molto buone, molto chiaramente ancora sostenute dalla parte tecnologica che comunque c'è e dà il suo contributo sugli utili, e anche in Eurozona, dopo un paio d'anni di utili che avevano smesso di crescere, anche e soprattutto perché per il rafforzamento dell'euro, adesso c'è l'idea di una ripresa della crescita degli utili. Quindi complessivamente dei mercati che rimangono ancora positivi nella nostra ottica dal punto di vista di medio periodo, con una preferenza per i mercati valutati più attrattivamente, gli emergenti e l'Europa, a discapito degli Stati Uniti, che ancora può, diciamo, rallentare rispetto agli altri. Infine una considerazione sul cambio: il 2026 è anche iniziato con un dollaro tendenzialmente debole, un dollaro che è andato a sfiorare 1,21 contro euro, poi è ritornato un po' indietro. Qui, considerando le incertezze, comunque l'attenzione politica che ci sarà da qui ai prossimi mesi con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine, considerando che la BCE ha smesso di abbassare i tassi e la Fed è in pausa ma li abbasserà ancora, quindi considerando tutto questo pensiamo che il dollaro possa almeno nell'immediato mantenersi più dal lato della debolezza che non della forza, o eventualmente stabilizzarsi, motivo per cui noi manteniamo un tendenziale sottopeso di dollari nei nostri portafogli. Questo è quanto per le considerazioni di questo mese, per il The Globe di questo mese. Grazie per l'attenzione, appuntamento al The Globe del mese prossimo.